Sospeso. Lo sciopero dei medici di base non si farà. La 2 giorni di serrata degli ambulatori prevista per il 13 e 14 dicembre è stata cancellata. Una vittoria dei cittadini, di chi stava pagando sulla propria pelle la decisione presa dalla categoria. La protesta, l'ennesima, avrebbe messo a dura prova il sistema veneto. Da settimane raccontiamo le conseguenze che la decisione di sbarrare gli studi medici ha avuto sulla parte debole dell'intera vicenda: i pazienti, costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso o arrangiarsi privatamente. La Regione e i sindacati hanno messo sul piatto vari problemi che saranno affrontati nei prossimi mesi. Ci sarà da risolvere innanzitutto la questione relativa alle medicine di gruppo integrate. Sarà anche costituita una commissione mista. Quello che premia i cittadini è comunque avere delle risposte chiare dal punto di vista dell'assistenza e soprattutto un servizio all'altezza. È il minimo. Alla gente delle mere questioni sindacali sembra che non gli interessi granché. In questi giorni ce lo hanno detto in centinaia. Quando le parti si siederanno al tavolo, dunque, discutano anche di orari prolungati, servizi domiciliari e assistenza continuativa.